pomeriggio ai telespettatori di Telecolor, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. L'abbiamo detto all'interno del nostro telegiornale, oggi avremmo affrontato la vicenda dell'aeroporto di Catania, insomma dopo questi mesi, questi lunghi mesi di tensioni, polemiche, anche disagi e disservizi per i passeggeri, e lo faremo oggi pomeriggio appunto in questa finestra del nostro Focus con l'amministratore delegato dell'aeroporto di Catania, della SAC, Nico Torrisi, al quale diamo il benvenuto. Buonasera, anzi buon pomeriggio Torrisi. Grazie e buonasera a tutti. Pronto a rispondere ovviamente a tutto, no? Come sempre abbiamo fatto. Come sempre, senza filtri. Allora, partiamo dalla notizia di oggi, questa contestazione, questo rilievo dell'anticorruzione, dell'Authority per l'anticorruzione che diciamo bistriglia, così come titola il giornale di oggi, per una questione che riguarda la segnaletica. Allora, che cosa è successo? Torrisi, ci spieghi velocemente questa questione, perché insomma è anche la vostra risposta. Intanto non c'è alcuna strigliata, ci sono comunicazioni continue che ci sono con ANAC, con molti altri enti che ci controllano. Di questa è stata data notizia e come al solito lo si è fatto non certamente col vostro giornale, ma insomma in molti casi per screditare la società. Sono normali, ripeto, rapporti che ci sono con ANAC, che ci fa i suoi rilievi, ci dà il tempo necessario per rispondere e, come è accaduto nel passato, risponderemo ricordando che non abbiamo avuto alcuna sanzione in passato e confidiamo di non averne adesso, convinti come siamo del nostro corretto operato. Una gara che riguarda la segnaletica, no? Nello specifico cos'è? Una risistemazione del... Sì, è una riqualificazione della segnaletica e quindi stiamo parlando comunque di una cosa che per noi è assolutamente importante e che va fatta, per cui non la come dire, derubrichiamo a cosa di poco conto, perché è una cosa importante come tutte quelle che si fanno in aeroporto, ma ripeto, non c'è allo Stato alcun problema, è una segnalazione che ci viene fatta, l'ANAC ci riprende su una cosa, ci dà come prassi in questi casi e come già ci è accaduto del tempo per rispondere, per dare le nostre giustificazioni, le nostre spiegazioni, cosa che faremo, ripeto, convinti di aver operato in modo corretto. Allora Torrisi, negli ultimi giorni insomma, è venuta, insomma, si sono riaccese, in qualche modo utilizzo questo termine non a caso, le polemiche dopo l'incendio diciamo, che ha fermato per diverse settimane l'aeroporto di Fontanarossa. Si sono riaccese le polemiche proprio perché su questa questione il sindaco di Catania, Enrico Trantino, da sindaco, dice lui, della città metropolitana di Catania, quindi rappresentando oltre Catania altri 57 comuni, diciamo, ha mosso diciamo, dei rilievi in un lungo dossier, in una lettera che ha presentato, che noi abbiamo fatto vedere attraverso i nostri canali, i nostri telegiornali, diversi rilievi, accusandovi in tutto sommato, diciamo, in buona sostanza, di gravi inadempienze, diciamo, nella gestione di questa emergenza. La lettera si conclude testualmente, prendo una parte, eccola qua diciamo, una stampa di questa lettera, chiedo a nome della città di Catania e della città metropolitana che l'intero Consiglio di amministrazione della SAC rassegni le dimissioni, anticipando che nel caso in cui ciò non avvenisse sarei costretto a intraprendere iniziative giudiziarie attraverso cui sollecitare una verifica, oltre che sugli inadempimenti appunto di cui abbiamo parlato, anche sul rispetto della normativa antincendio e di sicurezza in ordine a tutte le criticità amministrative e organizzative legate alla società. Una presa di posizione abbastanza forte, diciamo. Non so perché viene dal sindaco della città, ma perché appunto vi accusa di cose in concreto molto, molto importanti e delicate. Torrisi, restiamo su queste due righe intanto. O vi dimettete o vi denuncio. Partiamo da qui. La premessa dalla quale partire per quanto mi riguarda è che non intendo assolutamente entrare in polemica, non l'ho fatto oggi sul vostro quotidiano e non lo continuerò a fare con il sindaco di Catania, che comunque è naturalmente libero di affermare chiaramente nel rispetto delle norme ciò che gli pare nelle dovute sedi, secondo me, che sono quelle assembleari. Mi spiace questo documento, al quale peraltro si era già dato risposta in assemblea dei soci, sia venuto fuori alla stampa. Alcuni suoi colleghi ci hanno chiamato dicendo insomma fosse stato trasmesso, non importa chi da come, poi ho saputo, perché a differenza da altri non passo molto tempo sui social e quindi mi è stato detto che parrebbe ci sia stato un accesso agli atti per avere questo documento. Io mi felicito perché evidentemente si risponde agli accessi agli atti con una velocità pressoché istantanea, ma questa vuole essere solo una battuta. Dico solo che certe cose vanno discusse secondo me in assemblea dei soci e lì abbiamo il dovere di rispondere a tutti i soci, ovviamente compreso il sindaco. Però per quanto riguarda
tra virgolette, minaccia o dimissioni o di denuncia, io credo che sia, per quanto mi riguarda, non ho mai minacciato di denunciare nessuno. Io se devo denunciare qualcuno lo denuncio e basta. Questa non è una risposta polemica nei confronti del sindaco, e lui tra l'altro è penalista, quindi meglio di me sa professionalmente cosa può dire e che cosa può fare, quindi è sicuramente consapevole di quello che ha detto e scritto, e quindi ripeto e torno a dire, rispetto la sua posizione. Certamente se avesse il sospetto o notizia che ci sono state delle irregolarità, credo non avrebbe scritto, ci avrebbe forse denunziato. Aggiungo che c'è un'indagine della procura, come è normale visto che c'è un incendio, e per cui tutte queste verifiche le stanno già facendo, per cui sarebbe anche ridondante, come dire, andare a pensare di denunziare per fare una verifica se le cose sono in regola, perché credo che sia esattamente quello che si sta facendo. Per conto nostro posso però dire, come ho detto, sia al sindaco sia agli altri soci, con documentazione che abbiamo allegato nella nostra relazione, che lei mi ordinerà, ma non le darò. Che farò l'accesso agli atti, siete veloci come comunicare? Sospetto di no, però sul serio, a prescindere da questo, è il nostro dovere rispondere in quella sede ai soci. Abbiamo già spiegato le cose, peraltro, ripeto, lo ribadiamo, l'impianto è assolutamente a norma, ha funzionato, e soprattutto lo voglio ricordare, ma sono stato suo ospite qua subito una volta accaduto l'incendio. Fortunatamente, grazie al cielo e anche al piano di emergenza aeroportuale, non si è fatto male a nessuno, il che significa nei fatti, e a prescindere dalle chiacchiere e le polemiche, che il piano ha funzionato. Questa però è una delle contestazioni che le muove il sindaco in questa relazione, no? Cioè voi vi siete, come dire, sbracciati nel derubricare questa emergenza, diciamo, adesso uso delle parole, diciamo, più comprensibili al nostro pubblico, vi siete sbracciati per derubricare questa emergenza, per dire tranquilli, non è successo niente, stiamo risolvendo, qui invece di adoperarsi tranquilli, non è successo niente, non l'abbiamo mai detto. Noi siamo stati lì dal primo momento, e devo dire nei primi momenti, sia alla notte che alla mattina, c'è stato con noi in aeroporto anche lo stesso sindaco. Quindi dire che non sia successo niente non è mai accaduto. Abbiamo detto una cosa diversa, abbiamo detto che avremmo cercato di riaprire subito, cosa che abbiamo fatto, lo voglio ricordare, col Terminal C a meno di 24 ore. Chi ci ha detto di aver affermato che avremmo riaperto subito il Terminal A non può essere che in malafede. Non mi riferisco, lo ripeto ancora una volta, al sindaco, che non l'ha mai detto, mi riferisco a certi attacchi biechi politici o comunque di gente inqualificabile tranne che Farabutti, quando ci hanno detto questa cosa, perché sfido chiunque, ma soprattutto il buon senso, a pensare di riaprire immediatamente un terminal di cui non disponevamo, perché ricordo che era prima della disponibilità dei vigili del fuoco e poi sotto sequestro della procura, che ce l'ha restituito, devo dire, con grande velocità, e di questo ancora ringrazio la procura, solo 3 o 4 giorni dopo, quindi abbastanza curiosa l'idea che noi si potesse dire di riaprirlo subito. Però una cosa alcuni suoi colleghi ci hanno detto scherzosamente, che forse abbiamo fatto, cioè caricarci immediatamente noi, mettendoci la faccia di un problema che certamente non era nostro o solo nostro. Noi facciamo i gestori aeroportuali. Noi abbiamo avuto grande sostegno da alcune istituzioni, quindi certamente questo lo potremo dire, lo potremo ripetere, ma certamente noi non siamo la protezione civile, noi non dovevamo e non potevamo fare una serie di cose che comunque ci siamo impegnati a fare anche con l'aiuto. Tipo, faccia un esempio, perché sennò poi restano chiari. No? Cioè, noi facciamo i gestori aeroportuali, faccio un esempio, se le compagnie, a noi per primi, non danno informazioni, io capisco bene il soggetto che va in aeroporto ed è imbufalito perché la compagnia non dà informazioni. Salvo il fatto che le informazioni non le avessimo neppure noi, quindi è difficile dare un'informazione di cui non si dispone. Certamente è importante dare una serie di informazioni, difficile far comprendere alla gente, con la quale ovviamente non posso avere alcunché, salvo il dispiacere per i disservizi che hanno dovuto patire, che comunque fosse andata a fuoco l'indomani mattina la centrale della Telecom, per cui il nostro sistema anche informatico e il resto fosse assolutamente in crash. Quindi ci sono una serie di cose, ripeto, ivi compreso. Prego. Che però no, dico che però poi all'utente in quel momento all'utente giustamente non frega nulla, importa poco. Ancora difficile spiegare e ancora di più accettare, se viene da soggetti istituzionali, che comunque certamente non è responsabilità nostra se le infrastrutture siciliane di collegamento da Catania a Trapani piuttosto che da Catania a Palermo sono quelle che sono. Io dico una cosa, certamente i passeggeri, sia quelli siciliani che i turisti, hanno patito un disagio. Certamente però sono arrivati, perché sono arrivati moltissimi, quasi tutti, perché comunque non si sono persi moltissimi passeggeri grazie anche all'impegno profuso
da noi nell'aiutare gli altri aeroporti che comunque ci hanno dato una grossa mano, non soltanto il nostro su Comiso, del quale spero potremo parlare, ma anche gli aeroporti di Palermo e Trapani, su cui sono arrivate decine di migliaia di passeggeri che altrimenti non sarebbero potuti arrivare. Poi dico, ci siamo fatti carico di andare a prendere i pullman e di metterli a disposizione a nostre spese. Sottolineo come il cliente, il passeggero, il contratto di viaggio non lo faccia con l'aeroporto, ma con la compagnia. Io, d'accordo con i vertici nazionali locali di ENAC, ho disposto di farci noi carico dei pullman che invece avrebbero dovuto essere messi a disposizione da altri. Ci siamo posti quindi il problema di fare cose che magari, anzi certamente, non toccavano a noi ma che abbiamo voluto però fare. Qualcuno ha giocato sporco, cioè non lo dico io, ma insomma è evidente. Io credo sì, diciamo, quando si costringe un passeggero, in questo caso credo l'accusa sia alle compagnie aeree, di riproteggersi a proprio carico perché non ci si arriva all'aeroporto diciamo, di trasferimento, di destinazione, questo diciamo, in qualche modo certo è un danno. Ovviamente poi tutto va all'aeroporto che non ha saputo gestire questa. Proprio per questo non bisogna giocare sporco. C'è alcuni miei colleghi, non del mondo aeroportuale ma di altre attività, lei sa che mi occupo anche di turismo, mi hanno detto fai notare, imbufaliti, fai notare nei giorni in cui la mia città era senza luce e senza acqua, fai notare, fai caos, alza la voce, perché comunque in molte strutture alberghiere e extraalberghiere, non tutte ovviamente per la dimensione dotata di gruppi elettrogeni, di generatori, ci sono stati clienti che per giorni non erano in condizione di fare una doccia, di non avere luce e acqua. Certamente io di questo non faccio colpe a nessuno perché comunque sono problemi certamente ereditati in una situazione della città come nel resto della Sicilia che c'è. Sarebbe facile fare il gioco al rimpiattino o il tiro al piccione. Certamente quei passeggeri che non potevano avere acqua e luce in quei giorni, quei siciliani, ma soprattutto i cittadini, perché viaggiamo pure noi, ma in particolare i turisti, arrivano imbufaliti per quella situazione, arrivano in aeroporto e magari vengono dirottati perché non possono viaggiare a Catania, a Trapani, credo bene che possano anche essere arrabbiati. Quindi, ripeto, ci sono stati diversi problemi, noi i nostri messi conosciamo. tutti, dice, nello stesso calderone. Messi a proposito di numeri, guarda, io ritorno sulla relazione del sindaco, perché lui ha dato anche dei numeri, no? Cioè, ha parlato di Venezia, ha parlato di Napoli, cioè Catania ha prodotto 9 milioni di utili per 10 milioni di passeggeri, mentre Venezia ne ha realizzati 94 milioni per 11 milioni di passeggeri, Napoli 57 milioni su 10,9 milioni di passeggeri. Cioè, Trantino dice questa gestione che lui giudica inadempiente non solo ha fatto danni ai passeggeri, diciamo, con i disservizi, quindi non è stata gestita bene, ma ha causato ingenti danni al territorio, sulle ricadute al territorio, e ha fornito questi numeri in questa. Allora, ribadendo ancora una volta che vorrei guardare avanti a ciò che faremo, ma sui numeri, ne parliamo, i numeri intanto non sono comparabili. Parliamo di due aeroporti che appartengono appunto a Napoli e a Venezia, che sono due città, soprattutto la seconda, un attimo diversa rispetto a Catania e che certamente ha una tipologia di passeggero completamente differente. Due aeroporti con dimensioni anche proprio delle zone commerciali non solo completamente diverse rispetto a quella nostra città. In più, quei dati di bilancio sono, tra virgolette, mi faccia passare un termine tecnico, drogati dal fatto che gli incentivi che erano stati dati come contributi per il Covid, loro li avevano contabilizzati nell'anno di questo documento, noi l'anno precedente. E infine, o meglio infine, per esempio nell'aeroporto di Venezia, ricordo che la società di Venezia ha in pancia altri aeroporti del ricchissimo nord-est italiano e anche partecipazioni in società commerciali, quindi quello ovviamente non è l'utile dell'aeroporto di Venezia, ma è altro che della società di però aggiungo che io rispondo della gestione di SAC fatta da me, mi farà piacere fornire a tutti i soci, dopo preso la società, quali utili ci fossero prima che arrivassi, ove ce ne fossero, e quelli che abbiamo prodotti. Credo che i fatti in questo ci lasciano molto più che sereni rispetto a quella che è stata la gestione. Cioè, dici, io ho preso un aeroporto che era quanti passeggeri? Io sono arrivato nel 2016, facevamo neanche 7 milioni di passeggeri, uguale circa, ora posso sbagliare di qualche unità, circa 7 milioni. Abbiamo avuto il torto di far emergere una serie di come dire, difficoltà dell'aeroporto, avendo aumentato i passeggeri a oltre 10 milioni. Quest'anno, se non ci fosse stato insomma, tutto il caos che c'è stato, probabilmente avremmo toccato gli 11 milioni di passeggeri.
da 7 a 11 non è difficile far di conto. Quindi valutate, valutate l'operato va valutato. Sono fatti, sono numeri, e poi dottore, quando si deve fare la caccia all'uomo è facile dimenticare tutto quello che si è fatto per anni, se si deve fare la caccia all'uomo. Però noi siamo qua per parlare di amministrazione, di ciò che dobbiamo fare. Torrisi, prima di fermarci per la pubblicità, intanto io ricordo ai nostri telespettatori che possono intervenire scrivendoci solo messaggi testuali al nostro numero di WhatsApp 342 745 5005, lo vedete in sovraimpressione, eccolo qua da questo lato, appunto il dito, quindi potremmo rispondere anche ai nostri telespettatori. Io una domanda, diciamo, prima di andare in pubblicità gliela farei, è una domanda che ci stanno facendo in tanti: ma perché non si è aperta quell'aerostazione, quella parte di aerostazione nella quale si facevano i vaccini? Non poteva essere diciamo, utile alla causa? No, avrebbe certamente potuto essere la causa lì dove quell'aerostazione la si fosse potuta utilizzare. Stiamo parlando del Terminal B, quello in mezzo, diciamo. Sì, la vecchia Morandi, che a tutti è nota così. No, non lo si poteva fare, ovviamente ce lo siamo posto il problema, ne abbiamo anche parlato, era assolutamente inagibile, non si poteva fare, e quindi, ripeto, non è stata una scelta gestionale, è stato impossibile. La documentazione parla in maniera chiara, chiunque dica il contrario lo fa per ignoranza non offensiva, ma per la non conoscenza della documentazione. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi ritorneremo a parlare di aeroporto, di gestione dell'aeroporto, anche di futuro in qualche modo, perché adesso è archiviata l'emergenza, vediamo se questo aeroporto risulta ancora veramente troppo piccolo e impreparato a certe condizioni, con l'amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, subito dopo. Rientriamo in diretta nella puntata di Sicilia 24 Focus di oggi per continuare il discorso che abbiamo aperto oggi, cioè quello dell'aeroporto di Catania, dopo lo scambio diciamo, di accuse, documenti presentati dal sindaco di Catania, ma anche dall'ANAC, che oggi ha fatto un rilievo su alcune anomalie sulla segnaletica. Sta rispondendo a tutto l'amministratore delegato della SAC, che è la società di gestione che si occupa di Fontanarossa, Nico Torrisi, con noi in studio in diretta. Già un po' di messaggi, Torrisi, perché ovviamente questa questione diciamo che hanno dovuto affrontare i passeggeri in transito, in partenza, poi in un periodo molto delicato, no? Magari uno aspetta tutto l'anno per fare le vacanze, sapere che non parte, sapere di dover acquistare nuovamente i biglietti perché non riesce ad arrivare alla coincidenza, insomma, come dire, rende il clima un po' più avvelenato, quindi si ragiona molto meno. Su questo ovviamente tanti passeggeri ci dicono insomma tante cose. Abbiamo tanti messaggi, molti ci chiedono: ma non è che questa è una questione che riguarda solamente la politica, cioè in qualche modo, cioè che è una questione su cui sta dibattendo solo la politica e poi magari diciamo sulla gestione non si approfondisce molto? Possono rispondere? Può fare quello che vuole, qua siamo in democrazia. No, nel senso che è chiaro che è stato detto pure pubblicamente nulla di personale, è una questione politica. Io ripeto, sono un uomo d'azienda, nella mia vita faccio l'imprenditore e faccio il professionista, quindi le questioni di politica le lascio alla politica, senza negare il fatto, come dire, di aver anche dato, perché ho fatto pure l'assessore regionale, quindi certamente, come dire, un'esperienza che mi ha fortificato e fatto imparare certe logiche, e quindi ritengo che noi si abbia il dovere di dare risposte aziendali. Non c'è dubbio che ci sia a livello nazionale e anche a livello regionale, come dire, una dialettica al momento abbastanza accesa, ma non lo dico da amministratore della SAC, lo sto dicendo da cittadino catanese, come dire, che si legge i giornali e non soltanto quelli. Per cui, però su questo dico, lascio ai suoi telespettatori che la assillano. Allora, in tanti ci chiedono poi, guarda, andiamo, perché poi insomma si continua fortunatamente a partire, a viaggiare, a usufruire dell'aeroporto. No, non solo, si continua a farlo sempre più in maniera più numerosa. Cioè, quello che mi piace raccontare anche a chi ci guarda, che è la verità, è che il trend di crescita che avevamo avuto fino a quel benedetto giorno dell'incendio è stato ripreso immediatamente. Quindi si è ricominciato a volare nelle stesse proporzioni in cui comunque si stava continuando a crescere. Alcuni dicono: ma i biglietti erano già acquistati? Sì, non c'è dubbio che i biglietti fossero già acquistati, è altrettanto indubbio che comunque continuano ad acquistarli. Quindi a questo poi aggiungo un altro dato. Si è cercato anche lì da parte di certuni di fare una polemica del tutto sterile sul fatto che ci fossero cancellazioni piuttosto che problemi.
di questo genere, cose che conosco bene proprio anche per le mie attività. È innegabile, ribadisco, e sarebbe stupido negare che ci sono stati disagi per i passeggeri e per la cittadinanza, per tutti quanti. Ma è altrettanto chiaro che va fatto un distinguo tra responsabilità, ribadisco, tra gestore aeroportuale, quello che è il nostro lavoro, e quello che devono fare gli altri, e non solo compagnie aeree. Perché, faccio un esempio, se abbiamo avuto 1500 pullman, utilizzato 1100 pullman, e qualcuno ci accusa del fatto che qualche pullman avesse l'impianto di climatizzazione guasta, l'unica cosa che abbiamo potuto fare, e fatta, è stato andare a fare una rimostranza scritta, una richiesta di risarcimento a quei soggetti che ci hanno messo a disposizione un pullman in cui poi va verificato se in effetti l'impianto di climatizzazione fosse guasto. Se si guasta un pullman per la strada, io capisco governo ladro, che è un'espressione vecchia che mi riporta a quando ero bambino, ma non sarà certamente responsabilità del gestore aeroportuale se oltre ad aver messo i pullman a disposizione e recuperati in piena emergenza, in piena estate, qualcuno purtroppo ha avuto poco senso e responsabilità dandone qualcuno che non fosse perfettamente manutenuto. Allora andiamo con un po' di domande perché ne stanno arrivando veramente diciamo, centinaia. Allora, infrastruttura, sono tanti i messaggi che lamentano l'infrastruttura fatiscente, dall'esterno all'interno, dal verde, le aiuole, insomma i paletti, le delimitazioni fino a dentro, diciamo, bordure, bagagli lasciati così incustoditi, qualcuno segnalava i bagni. Allora, partiamo dalla fine, che è un tema che tra l'altro ci appassiona, i bagni. I bagni dell'aeroporto in effetti hanno assolutamente bisogno, come dire, non di una rinfrescata, ma di una demolizione. Perché i bagni torna sempre, perché evidentemente... Sì, abbiamo fatto una gara, ne abbiamo parlato, c'è questa gara per rifarli totalmente. E poi, naturalmente, a questo io dico scherzando, mi piacerebbe dare un uso gratuito di un QR code in cui uno prenda le istruzioni prima di entrare in bagno per ricordarsi educazione civica e uso del bagno come quello di casa propria. Ma questo è altro. No, non esagero affatto, perché comunque purtroppo verifichiamo col nostro personale che 8 secondi dopo aver pulito un bagno purtroppo non c'è grande rispetto neanche del lavoro del prossimo, quindi certamente dovranno essere rifatti i bagni, bisognerà rifarli bene, con immissione, stazionetaria, insomma, però ripeto, senza nasconderci, purtroppo spesse volte non si ha alcun rispetto. In tutto questo poi ha letto un messaggio che è ingeneroso e falso su alcune cose. Il verde in aeroporto è assolutamente da molte parti insomma, pari a una villa comunale, in altre zone è stato purtroppo ovviamente massacrato proprio a causa del fatto che molta gente correttamente, non potendo stare altrove, si è anche, come dire, andata a siepare, piuttosto insomma che... Quindi è una questione momentanea, una questione i bagagli sono le fotografie che ho visto, che sono da noi, come in tutto il resto d'Europa in questo periodo, però magari altrove fa meno impressione, specie alla luce del caos che c'è stato in questi giorni a Londra, aveva visto che ci sono stati dei problemi in Inghilterra, a Roma ci sono stati pure... Gli autobus, aggiungo io, gli autobus danneggiati, sedili scorticati, insomma... I nostri? No. Anche i vostri. I nostri sono oggetto, gli autobus, ecco, così io la ringrazio e mi permette di chiarire pure questo. Noi non disponiamo di autobus, i pullman che trasportano le persone agli aerei, sono mezzi privati, società private che lavorano per le compagnie, sono le società di handling, così smontiamo. Ma si può dire a questi di mettere delle cose? Lo facciamo e abbiamo fatto un regolamento di scalo, la ringrazio perché ci permette di chiarire molte cose a proposito di responsabilità. Noi abbiamo fatto un regolamento di scalo nel quale, quando sono arrivato, ho messo come regolamento di scalo perché non c'era, e certo non sono arrivato da Helsinki a Oslo, di mettere gli impianti di climatizzazione nei pullman, che non c'erano. Quindi abbiamo imposto una serie di cose e in quella che è stata anche la riduzione del numero degli handler abbiamo anche imposto di portare mezzi nuovi. A Catania ci sono finalmente mezzi elettrici, stanno arrivando nuovi pullman, è chiaro che non li hanno cambiati tutti. Si può dire a questi che fanno questo servizio, se non mettete le strutture, le infrastrutture adeguate. Mi pare di aver appena detto che glielo abbiamo non solo detto, ma l'abbiamo messo nel regolamento di scalo e quindi nel tempo li stanno ovviamente andando a sostituire. Allora, la pista, molti ci chiedono la pista, ma questo aeroporto non è troppo piccolo, diciamo, con questo numero di passeggeri, no? Come si deve fare? Partiamo da una cosa secondo me più urgente rispetto alla pista. Noi siamo stretti, quando la gente dice che l'aerostazione è fatiscente non è vero, ma se ci dicono che stanno stretti è vero. Quando ho detto poc'anzi che abbiamo avuto il torto di aumentare moltissimo il numero di passeggeri, era una battuta legata al fatto che la nostra aerostazione nasceva già
quando nacque, su una dimensione che era quasi satura rispetto ai passeggeri dell'epoca. Il Terminal Morandi, quindi il vecchio terminal che io e lei ricordiamo bambini, per Cioè, come no, era il primo tante aeroporto volte, di Catania, insomma. il Terminal Morandi nasceva per ospitare all'incirca 800, un milione di passeggeri, ovviamente è una dimensione molto più contenuta rispetto all'attuale terminal. All'epoca se ne mettevano dentro come le sardine 5 milioni, ricorderà pure questo, no? Quindi chiaramente una struttura che aveva una dimensione diversa. Noi abbiamo finalmente, e dico finalmente perché anche su questo c'è stata una inutile polemica e falsa polemica nei nostri confronti, ottenuto il via da parte il via in tanti sensi, quindi sull'impatto ambientale da parte del Ministero dei Trasporti dopo quasi 3 anni, e quindi modificando i nostri progetti abbiamo immediatamente deciso, d'accordo con ENAC, di demolire la vecchia Morandi per andare a fare il nuovo terminal, che avrà ovviamente una dimensione e uno spazio completamente diversi rispetto a quello del vecchio terminal, e invece quello nuovo sarà ovviamente con spazi funzionali e dimensioni diverse. Abbiamo un bellissimo progetto che è stato fatto da Pascal Watson, che è uno studio internazionale inglese che si occupa esclusivamente, ha realizzato magnifiche strutture aeroportuali da tutte le parti del mondo. Quindi rifarà quello. Tireremo giù, ripeto, il Terminal Morandi, quindi Cioè, noi diciamo, entro il mese di settembre, su quella struttura, al posto di quella struttura, posto di quella ne verrà un'altra molto più ampia. Entro settembre. Quanto ci vuole per farlo? Mi sono anticipato la risposta. Entro settembre noi avremo il progetto pronto, quindi stiamo facendo gli ultimi dettagli per la demolizione, e poi mi auguro che si possa, no, mi auguro, e poi si passerà immediatamente alla fase successiva, che è quella della gara, perché è una gara pubblica ovviamente per la demolizione, e quindi ci sarà un mese ovviamente in cui sarà pubblicato, uguale circa un mese, la gara, e poi un altro mese per fare le verifiche e quindi partire con il cantiere. Perché poi insomma anche questo dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori: quando si tratta di un bene pubblico, insomma, ci sono anche dei tempi che la burocrazia impone. La legge, anche lì non nell'emergenza non si poteva andare a prendere qualunque cosa si volesse dagli amici perché uno aveva la cosa, bisogna fare una gara pubblica, oppure la protezione civile che in quel caso avrebbe attinto alle proprie esigenze, no? Assolutamente sì. Noi siamo qui anche per interpretare. E allora faccio un'altra domanda che ci fanno tanti nostri telespettatori e che mi incuriosisce, diciamo, che le faccio anche io. Diciamo, lei è bravo però a dire sempre, questo non è colpa nostra, questo non c'entriamo niente noi. Non sono bravo, sono corretto, onesto. Sì, corretto, diceva, eccetera. Ma diciamo, lei una colpa non ce l'ha in questa gestione? Sì. Cioè, un mea culpa, ecco, diciamo anche che tranquillizza anche un po', no? Ne ho probabilmente tante. Fra questo diciamo che si è sempre più bravi a farsi raccontare, ed è quello che chiedo sempre, le proprie colpe o difetti dalle persone con cui si è vicini o con cui si sta accanto. Per intenderci, le critiche non sono mai spaventato, le ho sempre viste, sin da quando ero ragazzo, come un momento di accrescimento e anche per cercare di migliorarsi. Non mi piacciono però dire le accuse quando le si dice non è colpa mia. Se non è colpa mia, rassegnatevi, non dirò che è colpa mia. Io mi prendo le mie colpe. C'è uno che scrive, dice, quasi la dobbiamo ringraziare. Io credo che ci si debba ringraziare, certamente, può rispondergli, perché ci siamo assunti una responsabilità importante rispetto a quello che altri ci avevano chiesto di fare. Sarebbe stato molto facile chiudere l'aeroporto, dire alla protezione civile: signori, l'aeroporto è chiuso perché c'è stato un incendio. L'incendio non è una cosa con cui si gioca. L'incendio non è, caro dottore Ciliberti, soltanto il momento in cui ci sono le fiamme, poi ci sono i fumi, le fuliggini, ci sono una serie di cose che comunque vanno verificate, per le quali comunque abbiamo dovuto chiudere il Terminal A. Abbiamo fatto uno sforzo immane per aprire il Terminal C, nel quale abbiamo comunque trasferito decine di migliaia di passeggeri al giorno in un terminal che non è certamente portato per quelle dimensioni. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per lavorare su Comiso e sugli altri aeroporti. Questo non è, tra virgolette, dovuto, questa è una responsabilità che ci siamo assunti noi come Consiglio di amministrazione, non io da solo, ma come Consiglio di amministrazione su questo. Dopodiché mi chiede una cosa diversa, se posso. Potevate fare meglio? Sicuramente sì. Tornando indietro fareste tutto? Probabilmente no, ma abbiamo gestito un'emergenza e credo che l'abbiamo gestita certamente con onestà al massimo delle nostre forze. Ma poi si è capito cosa è successo? La famosa stampante o c'è altro? Questo bisogna chiedere in altra piazza. Anche qui c'è una letteratura su questo incendio. Io credo veramente di aver letto una quantità di il condizionatore, la stampante, il cavetto della stampante, l'impianto sotto il box delle cose. Si è letto di tutto e di più. Credo che chi ha detto ho scritto queste cose non conosca una cosa, che è il rispetto. Il rispetto sia
per noi che siamo lì e che ci lavoriamo inventando ipotesi di ogni tipo, sia ancora di più il rispetto per chi sta facendo le indagini e quindi per la magistratura e per quei soggetti che stanno facendo le indagini. Io credo che l'unica cosa che bisogna fare in questi casi è silenziosamente aspettare l'esito delle indagini e poi in funzione di quelle potranno sbizzarrirsi tutti i leoni da tastiera per cercare di immaginare cose magari anche diverse rispetto a quelle che accerterà la magistratura. No, perché poi insomma anche qui si sono scatenati tante critiche sul sistema antincendio, no? Non ha funzionato, non era a norma, il personale non era aggiornato, non sapeva cosa fare, insomma poi là diciamo, su questo è nata tutta Abbiamo già risposto, tra l'altro è sul vostro giornale di oggi, tutta questa parte, tutta quanta, come che dite, fake news, cioè, non è assolutamente vero. Noi abbiamo assolutamente il nostro impianto antincendio è perfettamente funzionante, l'allarme è stato dato da noi. Questo famoso impianto a pioggia, perché non c'era? Eccolo qua, perché questo avrebbe, cioè, scenograficamente probabilmente avrebbe dato anche una risposta. No? Certo, salvo il fatto che bisogna capire se l'impianto a pioggia si può mettere in alcune aree dell'aeroporto o è previsto. Lì non è previsto e non è previsto mica a caso, perché altrimenti in quell'area un impianto a pioggia potrebbe dare danni ben più gravi. Quindi purtroppo bisogna conoscerle le cose. Non è che l'impianto a pioggia non ci sia o, aggiungo, è previsto adesso o è stato mai previsto che lo si vada a fare lì? Non è così, semplicemente lì ci andavano come ci sono i rilevatori di fumo che hanno funzionato perfettamente. Si è detta un'altra enorme sciocchezza, cioè non solo che non avesse funzionato, ma che addirittura non funzionassero le manichette. Le manichette. È un'altra fesseria assurda. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, si sono attaccati alle nostre manichette, hanno usato il nostro impianto che era perfettamente e totalmente funzionante. Quindi, ripeto, poi la storia del cavetto, guardi, ripeto, senza fare assolutamente, senza poi farmi strigliare per prendermi responsabilità assurde, purtroppo sono abituato a prendermi le mie, non quelle degli altri, le dico, io aspetto rispettosamente il lavoro degli inquirenti della magistratura, verificheranno di chi e se ci sono state responsabilità. Noi abbiamo la coscienza pulita. Senta, siamo in chiusura, allora il sindaco chiede dimissioni di tutto il consiglio di amministrazione, ci saranno queste dimissioni, lei si dimetterà? No. Senza così. Me l'ha chiesto? No, dico sì, noi rispondiamo, ha motivato bene. Noi rispondiamo ai soci. Noi abbiamo avuto dal tutto il resto dei soci assolutamente non solo come dire, conferma di una fiducia, ma una conferma motivata rispetto a una relazione che abbiamo fatto in cui abbiamo dimostrato tutti i passaggi. Non significa che il sindaco non possa chiedere spiegazioni, tra l'altro ci porta un documento durante l'assemblea in cui molti punti hanno già delle risposte, cioè ci sono delle cose che sono sicuro lui stesso rileggendo vedrà che magari sono poco pertinenti. Faccio un esempio, ci si chiede di organizzazioni aziendali, di bilanci, cose che lui faceva anche riferimento per esempio a cose apparentemente banali, no? Come rinunciare alle royalty sulla bottiglietta d'acqua in modo che... si devono fare però cose che si possono fare, quello non era una cosa fattibile e in più abbiamo comprato moltissime bottiglie d'acqua correttamente per distribuirle gratuitamente ai passeggeri, quindi come dire si è fatto anche qualcosa in più, l'acqua l'abbiamo comprata noi, è stata distribuita, io ringrazio sempre l'aiuto, la protezione civile di tutti, ma sono sforzi fatti da SAC e non da altri. Ribadisco, noi abbiamo fatto questa assemblea, c'è stata confermata fiducia, io mi auguro che anche il sindaco, leggendo non solo ciò che si è fatto in questa emergenza, ma anche avendo il tempo e la voglia di ripassare tutto ciò che ha fatto questa governance, possa convincersi o cambiare idea e comunque cercheremo di farlo nei fatti, lavorativamente, lavorando come abbiamo sempre fatto, in maniera serena e soprattutto con grande lealtà. Mi dispiace ci sia una parte di questa città, questo lo voglio dire chiaramente, una parte di questa città che ha a cuore altri generi di interessi e che vuole soppiantare questa governance, che non ha mai fatto cortesia a nessuno, e sottolineo a nessuno, ci rendiamo conto di essere scomodi. Lei lo sa bene perché abbiamo parlato, come dire, off record tante volte, come dire, di una città che chiede cortesie che non si possono, non si devono fare e che non intendiamo cominciare a fare. Abbiamo un rapporto serio con le istituzioni, ci aspettiamo serietà da tutti e ne abbiamo. Ripeto, vogliamo un rapporto costruttivo anche col sindaco e siamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento che daremo ovviamente in assemblea.
Bene, siamo in chiusura, auguri ovviamente che questo aeroporto possa decollare davvero verso altri numeri, con una struttura ancora più efficiente nel futuro, anche perché tutto si sta aggiornando, è giusto che si aggiorni anche l'aeroporto. L'amministratore delegato di SAC ci ha dato anche, come dire, delle pillole di un prossimo futuro, noi ovviamente saremo qui a vedere e ovviamente a commentare. Arrivano un sacco di messaggi, io mi scuso con i nostri telespettatori, non riesco a leggere tutti i messaggi, molti ovviamente arrabbiati, immaginerà, no? Insomma, questo è anche il tema. Lo comprendo, ripeto, salvo dover comprendere pure certo, poi bisogna cercare le giuste responsabilità. Certo, lo dico, però capisco è più pure. complicato, no? È più complicato, ma però è facile. bisogna fare uno sforzo, lo dico a tutti. Allora, ci fermiamo qui, grazie Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, la società che gestisce Fontana Rossa, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito sino a questo momento. L'appuntamento con il nostro Focus ovviamente tornerà domani, sempre subito dopo il TG di pranzo di Telecolor. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.